vola di Ugo Baccio. Allora, sopra il paese di Viscoato c'era un luogo, assai sopra, 800 metri di altitudine, una seguline, c'era un luogo che si chiamava Ugliosone. E accanto alla sorgente dell'acqua Merdanza c'era una rotta. Questa rotta era stata formata da un terrapieno e questa rotta era intorniata di grandi ventoni. E così tutta la gente che passavano, soprattutto i forestieri, perché i paesani la sapevano, ti spiegherà dopo perché, erano attirati verso l'apertura. Quando li passavano accanto, la curiosità di entrare dentro a vedere se che si passava. Quando entravano dentro, si trovavano faccia a faccia con un piccolo uomo, un omuccio, con un capone, aveva un dente quando l'apriva a mezza occa, aveva un corpuccio, aveva due grandi racci, uno diritto pareva una cetta e l'altro manco era un codoppato di vasce, di stracci e compagnia, aveva due anche corte e ai piedi già le sgrinfie. E quando la persona entrava dentro diceva: che faccio qui? Si è intruso un dei mologhi, a facciole che tu paghi, scegli un raccio diritto, quello che c'era l'accetta, o un raccio manco, quello che era un codoppato di fasce. Allora quella era una paura e scegliano tutti, malgrado la paura, un raccio manco, quello che era un codoppato di fasce, in stacci. Ma come un cubaccio, si sbagliava sempre, eliminava con un raccio che pareva un'accetta, gli tombava e l'entrava dentro la sua rotta. E un giorno c'è un sidelluccio che si presenta, lui stesso è attirato per questa rotta, per l'apertura, rende, entra dentro, lui stesso a fare: che facci qui, sin dei molughi, allora si è entrato un del mecciole che tu paghi, un raccio diritto, un raccio manco. Il sidelluccio era talmente impaurito che si è sbagliato, ha scelto un raccio diritto che c'era l'accetta. Ma come un cubaccio, l'omuccio si sbagliava, l'ha minato con un raccio che era un bullinato di fasce, l'ha minato talmente forte che gli è stato spuzzolato, è stato disequilibrato e è cominciato a cascare. Quando il suo muccio è cascato, il sidelluccio ha un po' di sospiro, ha piato una beggia, l'ha tirata, l'ha piata in capo e l'omuccio è cascato in terra, ha cominciato a cincinare, come la rotta era sopra le rive, ha cincinato, e momentato un raccio che c'era l'accetta, è passato sotto il suo corpo, un livello di cuore, l'è entrato in un cuore e la tombo. E un luogo delle morte si chiama Balo di Ferro. Allora, c'è un pastore che pascia questa pecore in faccia a segullettole, che l'ha raccontata perché lui era così a giornate, diceva bascia le sue pecore, le sue capre, guardava se che si passava e ha visto tutti questi fatti e l'ha raccontata. L'ha raccontata a gente così che si è saputo. E dopo un giorno c'è stato un terrapieno e la rotta è stata coperta, e ora quelli che passano Ustine cercano a sapere dove era questa rotta per poi entrare dentro per vedere se che l'ha piata tutto a gente, a vittime, quelle che la tombo. E questa vola su Simone, su Pastore, la raccontava a gente e si racconta dei vecchi tempi, finalmente a oggi, a sera, a Ufugone, si raccontava sa vola, sa storia. Uè, è bella. Ti ha fatto un po' paura. Io cubaccio un piccolo uomo che è una cosa, era un poco opere.